Che se ne dica, tutti lo aspettano, alcuni, pochi, lo vedono come una minestra riscaldata, ma nonostante l'età avanzata Alexis Sanchez resta un sogno nel cuore di tanti tifosi bianconeri che sperano che il mercato possa regolare questo botto a rinverdire anche l'entusiasmo già ritrovato in questa prima parte di estate, che poi, va detto, se la minestra è buona la mangi volentieri anche se riscaldata il giorno dopo. Metafore a parte, l'attaccante cileno è ancora in ottima forma fisica come ha dimostrato nell'ultima stagione all'Inter e nella Coppa America disputata con il Cile, dove Damian Pizarro è uno dei pochi elementi che conferma la possibilità di ricambio generazionale. L'ormai ex Niño Maraviglia si sta prendendo tutto il suo tempo per decidere dopo essere rimasto svincolato dalla squadra nerazzurra campione d'Italia. Sfumata l'opzione del ritorno al Marsiglia che ha preso Greenwood, l'ex bianconero ha constatato come le porte dell'Udinese siano sempre rimaste aperte. Chiaro, ha un ingaggio ridotto rispetto agli ultimi percepiti, ma con una componente romantica che non può essere messa in secondo piano, così come quella di alcuni interessi economici, come l'azienda vinicola Almasol del consorzio dei Colli Orientali. Proprio da lì è arrivata la galeotta storia Instagram con un eloquente coming soon e l'esposizione di tutte le maglie della sua carriera, Inter, Arsenal, Barcellona, ok, ma manca il bianconero. Gianluca Nani ha glissato e ha commentato come poco indicativa sul mercato la storia Instagram, vero, ma tanto è bastato ad accendere l'entusiasmo proprio per la mancanza della maglia dell'Udinese. Che il cileno sia pronto a mettere quella della nuova stagione? Chissà, fatto sta che per un motivo o per un altro Alexis sarà in Friuli e l'occasione per parlare con l'Udinese sarà ghiotta, un attaccante così d'altronde può dare nuova fisionomia a un reparto già ben fornito e che si spera non incappi in un'altra lunga serie di infortuni. Un colpo a cui l'Udinese pensa, senza ossessione, come rimarcato da tutti i protagonisti, Gino Pozzo in primis, perché anche questo può essere la famosa eccezione che conferma la regola. In mezzo a tante giovani promesse che arrivano pronte a diventare campioni, un talento assoluto che torni a vestire la maglia della squadra friulana dopo 13 stagioni in cui ha fatto sfoggio delle sue qualità che potrebbero essere dannatamente utili al progetto di risollevamento dell'Udinese dopo una stagione difficile. È qualcosa di molto bello da pensare e da commentare. Un affare di cuore perché lo sport in un momento in cui lo si associa tanto alla politica è anche questo, è pura emozione e di tanto in tanto alimentarla fa bene a tutti.